Vabbè, vedo che è protetto, viene a prendere il giornale col casco adesso. Sì, sì. Ha paura delle mozzate. Sì, sì, meglio, meglio, sono più sicuro. Ormai siamo a questi livelli. No, a parte gli scherzi, comunque Sì. è qui anche per dare una solidarietà. Beh, io sono cliente suo, sì, ma il problema secondo me è che adesso questi si accontentano anche di poche cose, non vanno alla ricerca del colpo, quindi possono andare da chiunque, in qualsiasi casa, da qualsiasi negozio, perché anche con 500 euro. Vengo a salutare Enrico intanto e mi dispiace quello che è successo e spero che non succeda mai più. Però purtroppo siamo in mano in brutte mani, bruttissime. Sono rimasta di sasso perché giustamente non siamo più sicuri di niente. Non siamo più sicuri di niente. Abbiamo una città abbandonata a se stessa. Dove non si pensa o si pensava che potesse accadere, invece adesso pian piano è una roba che ti fa. Una volta era una roba leggera, adesso ti fa angoscia un po' perché fai fuori, trovi quello che ti mena. Guarda, a Roma vai fuori vai fuori dalla stazione e lì ti fermo. Più controlli e più polizia e più invogliata anche, perché magari passano solo e basta. È un buon posto un po' da aver paura. Io abito giù per la stradina lì, e anche lì di notte c'è un giro un po'. Insomma, bisogna stare attenti. Speriamo che non mi succeda mai niente. È spaventata anche lei con questa notizia? Beh, il signore arriva alle 5:30, 6, io vengo qua alle 3 di notte, per cui sono proprio nel mezzo del momento, ma però ecco, fino adesso mi difendo e ci difendiamo. Purtroppo bisogna tenere chiusa la porta ed evitare brutte facce che si presentano, evitare che entrino, perché il più della volta sono guai, dopo sappiamo benissimo come va a finire. Settimana scorsa una pasticceria in pieno centro, c'è un po' tanto. È una zona che è cambiata, cioè qualcosa che va. No, cioè non credo, non è la zona, è la città, è cioè, il paese, non solo la zona. Cioè. Anche lei, signora? Sì, penso anch'io quello che ha detto la signora. Siamo cambiati in peggio.